di Scandian, e io prima di lasciare la parola alla replica del segretario Bersani voglio anche dire una cosa. Qui oggi sono arrivati chiaramente tanti stimoli, tanti interventi. Come ho detto all'inizio, non vuole essere la passerella che poi non lascia risultati sul territorio. Proprio per questo accanto al segretario Bersani c'è la segretaria regionale Filippin, c'è il nostro deputato Daniele Sbrollini, ci sono 3 consiglieri regionali qui presenti, Stefano Fracasso, Giuseppe Bellato-Sella, Piero Ruzzante. Ecco, per cui le vostre parole sono state ascoltate da un insieme di rappresentanti nelle istituzioni che si faranno carico, magari anche spinti dal sottoscritto, per dare per quello che possono per i rispettivi livelli delle risposte. Saluto anche Davide Zoggia, che è stato presidente della provincia di Venezia e dell'attuale responsabile nazionale degli enti locali. Parola a Bersani. Ma intanto vorrei rassicurare che da quei benefit lì a poco si sta venendo fuori, perché adesso la pensione si va a Regina INPS, si sta riducendo anche i emolumenti, c'è ancora da fare, per l'amor di Dio, bisogna certificare i bilanci dei partiti, bisogna fare una legge sui partiti e bisogna andare avanti, perché capisco benissimo la delicatezza. Ecco, spero, perché se andiamo avanti per di lì e la politica si mette sul pulito, perché la risposta alla cattiva politica non può essere l'antipolitica che non ci porta da nessuna parte, deve essere la buona politica, bisogna avere fiducia che riusciamo a farla. Magari poi guardiamo qualche altra cosa. Io in questi giorni, sfogliando i giornali, le pagine economiche dei giornali, vedo gente che, avendo mandato pressoché in fallimento la sua grande azienda, la sua grande assicurazione, si prende 10 milioni di euro di qua, 5 milioni di là, 15 di qua, milioni di euro. Cerchiamo di moralizzare, perché il sistema, cominciando dalla politica, ma non fermandoci lì, perché il sistema se no suscita scandalo. Io vi ringrazio per questa opportunità di incontro. Io appunto sto facendo un po' un giro nel paese, anche fuori appunto dalla campagna elettorale, nei posti dove c'è il dramma, nei posti dove c'è vivacità, nei posti dove ci sono opportunità, problemi e francamente diciamo che nell'insieme non si torna a casa tranquillissimi, ecco, diciamola così, perché non c'è dubbio che i problemi ci sono, e io sono sempre l'idea che, siccome il problema è riprendere la fiducia sia a livello internazionale che interno, e quindi darsi un'idea di futuro, bisogna, per avere queste cose, bisogna avere uno sguardo realistico sulla situazione, cioè sapere precisamente come siamo messi. Questo è il primo punto, perché noi abbiamo passato degli anni dove ci siamo raccontati le cose che non erano vere e adesso siamo qua. Allora, una realtà come la vostra, che probabilmente produce quanto la Grecia da sola, insomma, no? E che è fortemente orientata all'esportazione, è una realtà che secondo me deve avere un primo sguardo di consapevolezza, farcelo assieme sostanzialmente sullo scenario grande nel quale siamo messi dentro, perché alla fine siamo lì dentro. E noi penso che non possiamo pensare di cavarcela da soli, né come territorio, neanche come paese, cioè bisogna che guardiamo l'insieme delle questioni. Allora, secondo me la cosa può essere detta così in questo momento. Avete visto che ricominciano elementi di instabilità e di fibrillazione sul piano finanziario, gli spread, le borse e così via. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il mondo, i mercati sì, ma diciamo tutti quelli che ragionano attorno alle cose economiche, vedono una cosa inequivocabile, che quel tanto di flessione nella crescita mondiale che c'è è dovuta praticamente solo all'Europa. Quel tanto di flessione che c'è è dovuta praticamente solo all'Europa. E stanno vedendo che in Europa l'Europa insiste in un meccanismo che rischia di avvitare l'austerità con la recessione, e cioè un risanamento drastico, un rientro dal debito, una pressione
sulle economie, elementi recessivi. I mercati pensano che se c'è recessione poi alla fine non si arriva ai pareggi di bilancio. Questo pensano, perché siamo sistemi fatti così, cioè che a un certo punto una recessione ti porta comunque a non poter comprimere oltre un certo livello le spese sociali, e quindi la cosa finisce con la riduzione dei consumi, quindi con un'altra recessione, con un'altra austerità e così via. Questo vedono, questo pensano. Di più, e in aggiunta, non è molto differente anche la questione delle banche, perché le banche, poi andiamo nello specifico italiano, ma le banche a livello europeo hanno preso 800 miliardi di euro all'1%, poi all'1,5% per dei bolli, diciamo, interni, all'1,5% hanno preso 800 miliardi, banche europee, dalla BCE, ne hanno utilizzato un 20%, un 25% quasi sempre per ricomprarsi le obbligazioni, perché i fondi americani non le compravano più, un tot per cento l'hanno messo, ma mica tanta roba, in titoli di Stato, non tanta roba, la gran parte l'hanno rimandata alla BCE, dalla quale prendono lo 0,25, quindi loro, per farseli tenere al sicuro, pagano l'1% loro. Perché? Perché non scatti il meccanismo di fiducia fra loro e verso l'economia. Non si fidano a darli all'economia, e se una li dà all'economia, l'altra banca non si fida di quella banca lì. E quindi siamo ancora in questa situazione. Questo nel macro, poi dentro c'è la Germania, l'Italia, poi l'Italia c'è la tal banca in tal territorio, ma nel macro sta vedendo questo. Quindi, per farla breve, siccome mettiamo pure i tecnici, migliori politici, migliori tecnici, eccetera, ma miracoli abbiamo imparato negli ultimi anni che non ne fa nessuno, no? Quindi partiamo da lì, ecco, cerchiamo di vedere intanto quel punto principale. Il punto principale è ottenere un cambiamento delle politiche a livello europeo. E non pensiamo che questa cosa sia una cosa esotica, perché guarda, ormai è lì. Allora, lì, io insieme che giro per l'Italia, sto girando anche per l'Europa in questo momento, e mica per prendere aria, cercare di vedere se può venire fuori una piattaforma politica diversa, che costringa, che susciti almeno nei prossimi anni, 2 anni, 3 anni, un cambiamento di cose. E c'è una possibilità, non è che non c'è. E devo dire, per esempio, il paese più ostico, la Germania, ma in questo momento si è aperto un dibattito in Germania molto serio. Il partito col quale discutiamo noi, l'SPD, sta dicendo in Parlamento che non gli vota il fiscal compact, cioè l'accordo che hanno fatto, cose eccetera, se non la Germania non chiede un'aggiunta dal punto di vista del tema della crescita. Stiamo parlando di una discussione che solo noi qui non facciamo, perché ci pensiamo sempre piccoli. Noi siamo il terzo paese quasi in questa Europa qua, gli altri stanno discutendo di questo. In Francia la campagna elettorale metà è su questo, in Germania la discussione è su questo. Allora, al concreto, noi dobbiamo avere una tassa sulle transazioni finanziarie che aiuti ad abbattere un po' l'extra debito che se no si scarica sull'economia e sull'occupazione. Quindi chi ha provocato il disastro un po' deve pagare. B, una parte del debito deve essere mutualizzato in modo da pagare meno gli interessi. La Germania è contraria, non tutta la Germania è contraria, l'SPD è favorevole a fare gli eurobonds e quindi a scaricare un po' di interessi facendo la media delle garanzie in Europa. Project bond, cioè emissioni europee per finanziare investimenti in ricerca, innovazione, infrastrutture e così via.
regole nei mercati finanziari, l'idea che chi può fare una politica espansiva deve farla. Dice c'è scandalo sui giornali perché in Germania hanno aumentato i salari del pubblico impiego del 6%, ma alla buon'ora, loro possono farlo, devono farlo, perché i consumi bisogna che da qualche parte riprendano, chi ha dei margini deve allargare un po', se vogliamo e così via. Quindi c'è questo primo grande tema, che non è, ripeto, un tema esotico, ci si svolgeranno campagne elettorali, ci saranno cose, è un tema rilevante. Noi qui dentro, ora è chiaro che noi siamo da quelle due cose che dicevo, cioè le banche e il meccanismo di sfiducia dei mercati. È evidente che noi siamo in una posizione esposta, siamo venuti via dal baratro, ma siamo in una posizione molto esposta per la mole di debito pubblico che abbiamo, e siamo in una posizione molto esposta perché il nostro è un sistema bancocentrico, cioè nessun sistema europeo vede un rapporto così stretto fra imprese e banche, c'è nessuno che è così. Gli altri come fanno? Le imprese sono anche più capitalizzate, l'afflusso di capitali finanziari in altre cose non viene fatto solo con le banche. Adesso fatemelo dire che io sono abituato anche a parlare franco, cioè noi abbiamo dati precisi che dicono che dopo l'intervento dell'euro gli investimenti in impresa sono calati in proporzione. Evidentemente la remunerazione della grande bolla finanziaria ha, diciamo, fatto convogliare i capitali lì, piuttosto che dentro l'impresa. Fatemi anche dire, anche qui, se io guardo adesso la capitalizzazione delle banche, le ultime due che hanno fatto, no? Due banche, note banche nazionali, la novità vera, anche se nessun giornalista l'ha scritto, ma a occhio, la novità vera è che non c'è mai stato tanto interesse agli investimenti di capitalizzazione delle banche di medi imprenditori, di grandi imprenditori, come adesso. Sono entrati. Diciamolo, quindi sfiducia dei mercati, sfiducia del sistema del bancario fra loro e quindi anche un po' di sfiducia delle imprese e investimenti, perché l'orizzonte è quello. Quindi diamoci pur la colpa, però sta succedendo questa cosa nell'insieme. Allora, se è così, e credo che sia difficile dire che non è così, allora noi cosa facciamo? I problemi sono quelli che avete detto, secondo me adesso dirò qualcosa, insomma, no? Noi come situazione media, perché questo paese è differenziato al massimo, quindi sta succedendo nel sud, ma mediamente noi stiamo affrontando, diciamo, il passaggio più critico dal dopoguerra ad oggi, in termini proprio di statistici, no? La difficoltà delle persone oltre i 55 anni a tenere il lavoro, le difficoltà dei giovani ad averlo, miriade di piccole imprese che saltano, risparmi che si riducono, consumi con un segno meno davanti. Questa è la realtà, no? Questa è la realtà. Allora noi abbiamo bisogno, secondo me, poi ripeto da soli, c'è quello scenario là che bisogna muovere, però lì dentro noi dobbiamo metterci in una posizione meno esposta e più dinamica. Quindi dobbiamo effettivamente garantire che abbiamo il controllo dei conti. Poi non sarà lo 01, 02, 03. Devono essere sicuri che noi abbiamo il controllo dei conti, che non imbrogliamo sui conti, che non c'è un governo che racconta al paese che è tutto a posto, eccetera, eccetera, che siamo consapevoli, che siamo intenzionati a badarli, perché naturalmente il problema degli altri non è il problema degli altri, cosa gliene frega agli altri se andiamo in recessione più di loro, come stiamo andando, e le nostre imprese perdono competitività con loro hanno solo da guadagnarci.